Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. La Regione lancia un salvagente agli ex lavoratori Almaviva. Schifani propone l'assunzione di 130 dipendenti per il numero unico che sarà attivato in Sicilia per le cure non urgenti. Turisti tedeschi intossicati dal monossido di carbonio sprigionato al camino. Uno è morto, grave la sorella. La famiglia stava trascorrendo la vacanza in una villa di Cefalù. Maxi sequestro di bombe Siner a Catania. Arrestati 2 catanesi che erano in possesso di 750 pericolosissimi ordigni rudimentali da vendere come botti di fine anno. Federica Panicucci e Fabio Rovazzi presentano il Capodanno in piazza a Catania, in programma duetti e musica per tutte le età. Capodanno senza botti, scattano a Palermo e Catania i divieti per proteggere cittadini e animali. Calcio, tifosi rosanero scatenati dopo la sconfitta con il Cittadella assaltano il pullman del Palermo di ritorno dalla trasferta. Serie C, anche il nuovo dirigente Pastore agli allenamenti del Catania che si prepara alla partita di Benevento. Bentrovati, è una corsa contro il tempo per salvare i lavoratori dell'ex call center Almaviva, il cui contratto scadrà il 31 dicembre, quindi domani. Il presidente Schifani propone al Ministero l'impiego di 130 lavoratori e la proroga degli ammortizzatori sociali. La prossima riunione sarà il 3 gennaio. Francesco Triolo. La Regione lancia una sorta di salvagente per 130 lavoratori di Almaviva. La proposta che il presidente Renato Schifani ha inviato al ministro del lavoro e delle politiche sociali Elvira Calderone al termine della riunione che si è svolta questa mattina a Palazzo d'Orléans sulla vertenza che riguarda il futuro dei 394 lavoratori siciliani a cui domani scadranno gli ammortizzatori sociali, prevede l'impiego full time di 130 dipendenti nelle 2 centrali operative del numero unico per le cure non urgenti 116 117 che sarà attivato in Sicilia nei prossimi mesi, e contestualmente la richiesta di proroga della cassa integrazione per tutti i lavoratori dell'azienda impiegati in Sicilia. La Regione quindi intende attivare 2 centrali operative, una a Palermo e l'altra a Catania, impiegando accanto a medici ed infermieri anche personale non sanitario con specifiche qualifiche professionali che si occupi di funzioni di contact center e di supporto nella gestione e sviluppo dell'applicativo web per le telefonate al numero unico. In questo contesto sarebbe utilizzato il personale ex Almaviva d'intesa con l'operatore economico privato chiamato a gestire il servizio, con anche la possibile integrazione dei CUP esistenti a livello di singole aziende sanitarie ed ospedaliere. Tutto dovrebbe avvenire entro gennaio 2025 con un finanziamento statale di 30 milioni stabilito dall'accordo stipulato in sede di conferenza Stato-Regioni per dare attuazione al progetto, fondi che consentiranno la sostenibilità economica per un periodo iniziale di 4 anni. La prossima riunione è stata convocata per il 3 gennaio, così da definire meglio i termini del progetto e gli impegni di tutti gli attori coinvolti. Avevano scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanze in Sicilia e Cefalù per trascorrere la fine dell'anno. Una vacanza sfociata in tragedia per una famiglia tedesca. Uno di loro è morto a causa delle esalazioni da monossido di carbonio provocate da un camino lasciato acceso. Altri 3 sono invece ricoverati in ospedale in gravissime condizioni. Marco Gullà. Erano arrivati in Sicilia 2 giorni fa per trascorrere in questa villa a Cefalù le vacanze natalizie. Una famiglia tedesca l'aveva affittata per qualche giorno, un soggiorno di festa e di relax che si è però trasformato in tragedia. 4 turisti sono stati trovati intossicati da monossido di carbonio e uno di loro è morto. Aveva 36 anni, si chiamava Jonathan Fairbrand. I 3 feriti sono ricoverati all'ospedale di Partinico. Si tratta della sorella e della madre del turista deceduto e poi il compagno di quest'ultima. La più grave, la donna 34enne, nella notte è stato attivato un trattamento urgente nella camera iperbarica. Avevano trascorso la giornata a Cefalù, poi dopo cena il relax in casa, il camino acceso. Le esalazioni di monossido di carbonio hanno quindi ucciso il 36enne. A chiamare i soccorsi è stato il turista 63enne, poi anche lui è svenuto. C'è da capire cosa sia successo, come mai la brace del camino trovata ancora accesa dai soccorritori abbia provocato l'intossicazione dei 4. Nel corso dei primi controlli all'ospedale Gio
consiglio di Cefalù è stato accertato l'avvelenamento da monossido di carbonio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno constatato la presenza del gas nelle stanze. Nella villetta c'era anche una caldaia che però era funzionante e lontano dalle camere in cui sono state trovate la vittima e i feriti. Un cattivo uso del camino o un problema funzionale? Il nodo chiave dell'indagine passa anche da questa risposta. Maxi sequestro di bombe Sinner a Catania dal caratteristico colore arancione e destinate ad essere vendute alla fine dell'anno, ma come il tiro del campione di tennis il loro botto è micidiale. Roberta Lunghi. Pronti per essere venduti per strada e fatti esplodere durante la notte di Capodanno. 750 pericolosissimi ordigni artigianali ormai conosciuti come bombe Sinner sono però stati sequestrati dalla polizia a Catania. Fatte in casa in omaggio al campione di tennis dal colpo esplosivo, sono botti con un involucro di colore arancione, come i suoi capelli, e, dicono gli agenti, con una portata micidiale. In manette un 37enne e un 36enne, entrambi della provincia di Catania. Il carico più importante era nella loro auto, fermata per un controllo nella zona di Corso Indipendenza. Altre 110 bombe Sinner erano invece nell'abitazione di uno dei due, dove gli agenti hanno anche sequestrato una pistola, munizioni da guerra e materiale utilizzato per la produzione di ordigni esplosivi. Gli artificieri della questura hanno messo in sicurezza l'ingente quantitativo di materiale esplodente per poi essere distrutto. I due uomini sono stati portati in carcere in attesa del giudizio di convalida. La polizia negli ultimi mesi ha sequestrato altri esplosivi, sempre illegali e pericolosi, e in vista del Capodanno le azioni di contrasto alla vendita e alla custodia di fuochi senza licenza sono state ulteriormente rafforzate. 2 le persone denunciate per minacce in 2 diversi episodi. Ad Adrano, durante la lite per il parcheggio di un'auto conteso tra i componenti di una stessa famiglia, 3 fratelli e gli anziani genitori, il padre avrebbe minacciato di morte 2 figli. A Catania ha denunciato un 53enne per aver minacciato con una pistola che si è rivelata a salve priva del tappo rosso un 29enne di origini straniere e il nipote minorenne di quest'ultimo, perché non sopportava gli schiamazzi provenienti da un ristorante nei pressi di Corso Martire della Libertà, dove i 2 erano andati a cenare assieme ai titolari che sono dei loro parenti. Tutto pronto per il Capodanno che sarà trasmesso su Mediaset in diretta da Piazza Duomo a Catania. A condurre l'evento Federica Panicucci, che si dice onorata, e Fabio Rovazzi, che ha già apprezzato il cibo siciliano. Desiree Ferrito. La prima cosa che noto su questo tavolo è l'elefante, che è un port bonheur, poi ha la proposta dall'insù, quindi sono molto porta bene, vero? È iniziata con una battuta sull'Iocciu, la conferenza stampa con i conduttori del Capodanno Mediaset trasmesso domani in diretta da Piazza Duomo, che porterà fortuna alla conduttrice Federica Panicucci. Tantissime le news svelate dalla padrona di casa, che si dice onorata dell'affetto e del calore del pubblico siciliano. Grazie per il calore, l'affetto. Devo dire che anche questa mattina uscire dall'albergo è stato impegnativo, perché ci sono tanti amici che vogliono incontrarmi e io sono veramente onorata e felice di essere in questa bellissima Sicilia, felice di essere nella bellissima Catania. Artisti per tutte le età, perché si sa, il Capodanno è per tutti e saranno in tantissimi gli spettatori che potranno ammirare la bellezza di una delle piazze più belle d'Italia, agghindata a festa per l'occasione. Quando Umberto Tozzi canterà Ti amo, o tu, voi capirete bene che, o quando Riccardo Fogli canterà Successi dei Pooh, voi capirete bene che a quel punto lì alziamo le braccia, cioè davvero, insomma, credo che ci sarà un enorme coinvolgimento anche dal punto di vista proprio della piazza, del cantare, e poi arriverà Gigi D'Alessio. Accanto alla Panicucci ci sarà Fabio Rovazzi in veste di co-conduttore, che ha svelato uno dei duetti più attesi. Alla domanda se canterà con Orietta Berti, dopo aver collaudato il sodalizio con la famosissima Mille, risponde seccamente, fugando ogni dubbio. Sì. Sì, no, ovviamente sì. Il cantautore in città da ieri sera ha già avuto modo di apprezzare le bontà della tavola siciliana, anche se manca l'appello all'arancino. Allora, ieri sera abbiamo mangiato uno spaghetto con riccio di mare pazzesco. L'arancino ancora mi manca, sono arrivato ieri. Sul piano della sicurezza sembra essere tutto sotto controllo. 7.600 persone in Piazza Duomo, 8.000 con 2 giganteschi maxi schermi a Piazza Università. Siamo abituati ad eventi molto importanti, prima fra tutti penso alla festa di Sant'Agata.
E adesso una notizia da poco giunta in redazione. Uccide il compagno colpendolo all'inguine con un cacciavite, quanto accaduto in un'abitazione di via Torino a Pachino. Protagonista della vicenda una coppia di nigeriani di 30 anni. L'uomo, inizialmente cosciente, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Maria di Avola, dove poco dopo è morto. Ancora da chiarire il movente del gesto. Indaga la Polizia di Stato, la Procura ha disposto l'esame autoptico. La donna è stata arrestata per omicidio e si trova nel carcere di Piazza Lanza a Catania. E continuiamo a parlare del Capodanno, niente fuochi d'artificio e botti da domani al 1° gennaio. Puntuali come ogni anno, La Galla e Trentino, sindaci di Palermo e Catania, firmano le ordinanze al fine di preservare l'incolumità dei cittadini e il rispetto del buon senso. Desiree Ferlito. Un'ordinanza per vietare botti e fuochi d'artificio dal 31 dicembre all'1 gennaio prossimi. Come ogni anno, sia a Catania che a Palermo sono arrivate le firme del sindaco Trantino e del primo cittadino La Galla. L'obiettivo è quello di prevenire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. L'ordinanza, tuttavia, è utile per consentire alle forze dell'ordine di sanzionare i detentori di materiale pirotecnico, che vengono sorpresi in strada anche nelle ore precedenti la mezzanotte. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 100 a 500 euro. Le amministrazioni comunali si appellano soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria, delle altre persone e degli animali. Intanto tra Palermo e Catania proseguono i sequestri e i blitz delle forze dell'ordine. E intanto sarà un fine anno con il sole in tutta la Sicilia. L'anticiclone assicura veglioni e feste in piazza all'asciutto. Francesco Aloi. Il sole che riflette sulla neve dell'Etna. Qui, come in tutta la Sicilia, sarà un capodanno all'insegna del bel tempo. Gli esperti, infatti, escludono piogge e rassicurano tutti. Preparatevi a dare il benvenuto al 2025 baciati dal sole. Addirittura le temperature sulla fascia costiera dovrebbero oscillare attorno ai 18 gradi e c'è chi sta già preparando il costume per il tradizionale tuffo di San Silvestro. Salvi i concerti di Capodanno. La sera, con le temperature che scenderanno di qualche grado, saranno necessari sciarpe e cappelli, ma il cielo sarà stellato. Il brindisi in piazza, quindi, si potrà fare senza tenere l'ombrello in mano. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, eccoli gli effetti dell'anticiclone. Su questa immagine satellitare del CNR LAM, sulla Sicilia non ci sono nubi. Quella che salta all'occhio è la neve, su Etna e Nebrodi. E addirittura, dal 4 gennaio, le temperature dovrebbero salire ancora, superando anche i 20 gradi. Sarà la nuova estate siciliana, chissà. A Piazza Armerina continuano le polemiche e le proteste contro il vescovo Gisana. Nonostante le accuse di falsa testimonianze, Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, ha aperto l'anno giubilare, ma il malcontento tra i fedeli cresce. Gerry Italia. L'assenza delle istituzioni e tanti banchi vuoti in cattedrale. Si è aperto tra grandi imbarazzi l'anno giubilare a Piazza Armerina, la diocesi al centro delle polemiche per le accuse che investono i suoi vertici. Il vescovo Rosario Gisana, attualmente indagato per falsa testimonianza insieme al suo vice Vincenzo Murgano dopo la condanna per abusi su minori di Don Giuseppe Rugolo, ha officiato il giubileo ordinario dell'anno santo 2025, lanciando un messaggio che però non sembra aver raggiunto il cuore dei fedeli. Anche il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha lasciato quasi subito la cerimonia. E proprio su questa vicenda è tornato a farsi sentire il movimento Non accetto prediche da chi copre un abuso, che riunisce cattolici ferventi e cittadini delusi. Il movimento continua a chiedere con forza un passo indietro del vescovo Gisana e dei suoi collaboratori. La protesta è diretta anche contro l'indifferenza che, secondo il comitato, ha caratterizzato la diocesi durante tutto il processo. Né il vescovo né i suoi collaboratori avrebbero espresso vicinanza alle vittime di abusi, alimentando un clima di sfiducia nella comunità ecclesiale. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco.
I tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano e i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il cadavere di un uomo sotto il belvedere di Monte Pellegrino. L'intervento era stato richiesto dalla prefettura di Palermo, al quale era arrivata la segnalazione di un probabile suicidio. Una pattuglia di carabinieri aveva trovato l'auto dell'uomo parcheggiata nel piazzale, poi un sorvolo con il loro elicottero aveva consentito di individuare il corpo ai piedi della parete rocciosa sottostante il belvedere. Da qui la richiesta appunto di intervento. Da Banda Bassotti a padre nobile della politica scoppia l'intesa tra il presidente della regione Renato Schifani e il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca. Scenari politici inaspettati sino a qualche mese fa. Francesco Triolo. Nessuno la definisce alleanza, ma il vestito sembra proprio essere quello ed è un abito che potrebbe cambiare la geografia e le dinamiche politiche siciliane. Cateno De Luca e Renato Schifani, detta a parole loro, ripartono insieme riprendendo il filo di un discorso avviato nel 2019 quando, ha ricordato il leader di Sud Chiama Nord, Schifani diede il suo assenso al cosiddetto patto della Madonnina che portò la candidatura di Daphne Musolino nelle liste di Forza Italia per le europee e all'accordo sulla legge per il risanamento suggellato all'intervento di Silvio Berlusconi. Da Banda Bassotti, l'ultima descrizione deluchiana della maggioranza, oggi si è passati a Renato Schifani, definito da De Luca padre nobile della politica. Il presidente Schifani è stato accorto a quelle che sono le dinamiche del territorio e ha messo da parte quelli che sono i numeri muscolari della sua maggioranza, ci ha tentato all'inizio e ha capito che in quel Parlamento ci sono forze politiche che rappresentano realmente il territorio. Di conseguenza, come dico simpaticamente, è sceso dal piedistallo da presidente emerito del Senato e si è calato nei panni intanto da presidente della regione. E Schifani, in collegamento da Palermo, ha detto che con De Luca si riprende un percorso, dialogando e lavorando insieme, e più che padre nobile si sente padre di tutti i siciliani. Ponte e province, il terreno dove si giocherà l'alleanza e quello che per adesso è un sostegno esterno. Il 2025 sarà l'anno della definizione degli accordi futuri. Noi siamo uomini e donne di governo, d'altronde facciamo i sindaci e anche nell'ambito del Parlamento siciliano vogliamo creare le condizioni per governare. Completeremo questo mandato stando all'opposizione, su questo non ci sono dubbi perché la coerenza è proprio questo. La domanda è se sarà in quell'occasione che si celebrerà il fidanzamento politico tra centrodestra e Sud Chiama Nord. Vive con la webcam accesa anche durante la notte puntata sull'Etna. Angela Platania, fotografa catanese, racconta i momenti legati agli scatti più belli sul vulcano in 20 anni di eruzioni ospitati in una mostra a Milo. Roberta Lunghi. Quella che vi raccontiamo è una storia d'amore tra Angela Platania, fotografa catanese, e l'Etna. Un amore che, seppure ogni tanto interrotto dagli scatti realizzati da Angela alle star della musica e pubblicati sulle più importanti riviste patinate, resta il più grande e quello che le permette di vivere emozioni personali, ma che le toglie il sonno. Io dormo con le webcam accese nel computer, seguo in pratica il tremore dell'Etna, le webcam, e quindi dormo con un occhio solo da almeno 20 anni. Indefinibile la quantità di scatti in 20 anni, ma quale il gioiello più bello e faticoso da ottenere? Aver catturato un fulmine mentre si crollava una parete del sud-est. Credo che ce ne sono solo 2 di queste fotografie, una è mia e una di un altro di Trecastagni. Penso che noi 2 siamo stati veramente privilegiati, che eravamo lì al momento giusto, all'orario giusto, con l'inquadratura anche giusta. Il talento e l'amore di Angela Platania durante le festività hanno trovato un luogo di esposizione a Milo. Nella mostra Etna, i colori, la magia e la forza. Le immagini innescano i ricordi. Quando minacciava il rifugio Sapienza, quando c'erano gli escavatori e le escavatrici che cercavano di fermare il magma, e poi questa cosa bellissima che dopo che arriva Bertolaso e dice no basta, non c'è più niente da fare, levate anche le bombole, e il magma fa una piccola discesa e si ferma a mezzo metro da Rifugio Sapienza. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio nei locali della Pro Loco di Milo. Adesso una breve pausa e poi il calcio.
Ed eccoci al calcio. È stata una notte di grande tensione per il Palermo dopo la sconfitta con il Cittadella. Pietre e petardi contro il pullman della squadra, vetri in frantumi e tanta paura per giocatori e anche per i dirigenti. Marco Gullà. La sconfitta al tombolato contro il Cittadella, la crisi sempre più aperta e poi l'agguato dei tifosi nella notte. Una domenica bestiale per il Palermo Calcio, prima sconfitto in campionato dai veneti, poi nella notte l'assalto dei tifosi al pullman che trasportava parte della squadra di ritorno dalla trasferta veneta. Il mezzo è stato bloccato da un gruppo composto da un centinaio di tifosi all'altezza di Carini con lanci di petardi, fumogeni, pietre e bombe carta. L'autista del mezzo prontamente ha fatto rientro all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ed alcuni dei giocatori sono andati via in taxi tornando nelle proprie abitazioni avendo le macchine posteggiate nel centro sportivo di Torretta. Il Palermo Calcio in una nota esprime la sua amarezza per l'accaduto e condanna duramente l'episodio. Aria tesa in casa Palermo con una contestazione da parte ai tifosi rosareno iniziata già settimane fa. Sul campo il Palermo continua ad avere alti e bassi. Al tombolato la formazione di Dionisi era riuscita a pareggiare con Liunde, il gol del Cittadella con vita. Poi nel finale di match la rete di Masciangelo, Palermo sempre più in crisi, Dionisi inoltre a rischio esonero. La società sta valutando un cambio in panchina in occasione della mini sosta invernale. Anche oggi su Azione non siamo riusciti a far analizzare quello che abbiamo fatto e poi perderla su una rimessa laterale, un giocatore che parte, entra in area e calcia, è troppo semplice. Dobbiamo un po' scrollarci di dosso i fantasmi che abbiamo, le paure che abbiamo, perché i risultati ce li dobbiamo andare a prendere. Oggi purtroppo è arrivata una sconfitta brutta. Il Catania ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di domenica col Benevento. Al Vigorito non ci sarà Sturaro, Di Tacchio riprende invece a lavorare in gruppo. Presente il nuovo dirigente Pastore. Marco Carli. Primo allenamento della settimana e penultimo dell'anno per il Catania, in attesa della trasferta di Benevento contro la capolista. Partita importante per i rossazzurri ma anche per i campani che in casa provengono da 2 punti nelle ultime 3 partite giocate, seppur contro avversari di alta classifica. Ma il Catania è concentrato unicamente su se stesso e sul lavoro da fare in campo e fuori, con l'innesto in società come collaboratore dell'area tecnica di Ivano Pastore, pronto a dare un supporto a Faggiano sul mercato di gennaio e nel rapporto giornaliero fra squadra e società. Il gruppo vuole ripartire da dove aveva finito dagli ultimi 20 minuti con il Sorrento. Il Catania non può fare alti e bassi perché il Catania deve puntare sempre a vincerle tutte. Ne siamo consapevoli e stiamo lavorando per questo. Per i prossimi mesi certo è sotto gli occhi di tutti che dobbiamo fare qualcosa in più per guadagnare dei punti che fino adesso abbiamo perso o state facendo. De Rose sarà protagonista della partita del Vigorito, non ci sarà invece Sturaro. Gli accertamenti diagnostici svolti dopo Catania-Sorrento hanno rivelato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. La buona notizia riguarda Di Tacchio, il centrocampista assente per infortunio dal settembre scorso, ha partecipato all'intera seduta e lavorerà per rientrare a pieno regime per le prossime gare. Anche Adamonis in gruppo, Celli ha svolto la prima parte dell'allenamento con i compagni, in campo anche il portiere Farroni pronto per la gara di Benevento. Assente Guglielmotti alle prese con una gastroenterite virale, terapie per Beters e Di Gennaro dopo i rispettivi infortuni, lavoro di recupero della condizione per Luperini. Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.